Saluto subito, collegato con noi da Palermo, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei, buongiorno a voi. Ecco, il Presidente che si trova in Sicilia, dove mi pare di aver capito lei chiuderà proprio il 7 giugno a Palermo la campagna elettorale per le europee, no? Assolutamente sì, abbiamo deciso per l'intera mia comunità di chiuderla qui a Palermo, che è la terra, se ci pensate, più distante da Strasburgo, da Bruxelles, ma siamo sempre in Europa. Quindi un messaggio forte per dire che noi e l'Europa siamo un tutt'uno e le politiche, le decisioni più importanti ormai vengono prese a Bruxelles e a Strasburgo e dobbiamo incidere e essere protagonisti. Senta Presidente, partiamo con due temi di strettissima attualità. Il primo, che pensa della condanna del Presidente Donald Trump? È un processo politico e, come ha detto Trump, decideranno gli americani il 5 novembre? Guardi, io non ho elementi per dire che è un processo politico. Siamo in uno Stato democratico con separazione anche delle funzioni del potere giudiziario e del potere esecutivo, quindi è un processo a tutti gli effetti, bisogna prenderne atto e decideranno ovviamente i cittadini americani nella misura in cui per l'ordinamento americano è consentito anche in questo caso, mi pare, di condanna, di poter proseguire nella campagna elettorale. Ma gli americani, quella parte di americani che sostiene Trump e sostiene il Partito Repubblicano, magari saranno costretti a votare un presidente condannato. Guardi, ma mi sembra che è una decisione che, se gli è consentito proseguire la campagna elettorale, sarà rimessa inevitabilmente ai cittadini e bisognerà vedere, perché sa, poi le persone, gli elettori potrebbero reagire in modo diametralmente opposto, alcuni convincersi di non votarlo, altri addirittura essere ancora più convinti, radicalizzando ancora di più il voto. Io non voglio fare l'analista politico, però anche in Italia, lei vede, abbiamo casi dilaganti tantissimi, anche di inchieste, condannati, corruzioni impresentabili. Non sempre c'è una reazione e un modo di indignazione complessivo per cui se ne traggono conseguenze dalle vicende giudiziarie. Insomma, bisogna capire, ecco, come reagirà il popolo americano. Senta, le parole ieri di Giorgia Meloni, no? Ieri la commemorazione alla Camera a 100 anni esatti dall'ultimo discorso di Giacomo Matteotti, lei avrà sentito cosa ha scritto Giorgia Meloni, era un uomo libero e coraggioso ucciso da squadristi fascisti per le sue idee. Siccome, come lei sa, soprattutto da parte delle opposizioni, si continua a dire che Giorgia Meloni non prende le distanze a sufficienza dal fascismo, lei pensa che queste parole siano state sufficienti? Ieri oggettivamente c'è un passo in avanti, bisogna riconoscere che Giorgia Meloni, che in passato l'abbiamo sentita condannare quella fase del fascismo che riguarda le leggi razziali, le odiosissime leggi razziali e il patto per la guerra con la Germania nazista, ieri ha allargato il raggio di condanna anche al delitto Matteotti, che risale a un po' di anni prima, no? Nel 24, e ha detto chiaramente, ha attribuito la responsabilità agli squadristi fascisti. Quindi sicuramente questo le va dato atto con onestà intellettuale, un passo nuovo e un passo in avanti che le consentirà sicuramente di abbracciare una completa revisione del fascismo, dove non esiste un fascismo buono della prima ora e un fascismo cattivo che poi ci portò alla guerra, ma esiste soltanto la logica di sopraffazione, di violenza, che ovviamente risale già al 24, poi potrà aggiungere anche in un prossimo passaggio che il mandante qui non può che essere Mussolini, insomma, come è comprovato anche da documentazione storica.
Allora, vengo subito ai temi, diciamo, caldi della campagna elettorale, che è molto declinata, come lei sa, su temi domestici. Il governo, come ha visto, accelera su le riforme bandiera, il premierato, l'autonomia differenziata, la separazione delle carriere. Lei, ma non devo ricordarlo a lei o a chi sostiene il suo movimento, ha detto, diciamo, tutto il male possibile su queste 3 riforme. E allora su queste materie le chiedo, qual è la vostra ricetta? Guardi, allora il problema di queste riforme innanzitutto è che non nascono da una visione complessiva, da un processo riformatore equilibrato e complessivamente articolato in modo razionale. Nascondono e nascono da 3 specifiche esigenze di 3 distinte forze politiche che sono in coalizione e sono molto abili a coalizzarsi in tempi elettorali, ma la pensano diversamente su tanti temi. E allora è già il programma di assieme che non tiene, cioè non c'è una visione complessiva. E allora Fratelli d'Italia vuole assolutamente l'elezione diretta perché per logica, diciamo così, per cultura politica pensano all'uomo forte, che concentrando il potere nelle mani della donna o dell'uomo forte si possano risolvere i problemi, diciamo, e alcune disfunzioni che esistono del nostro sistema e della forma di governo. Lei però comprende che il problema della stabilità non ha a che vedere col problema della maggiore intensità di potere e della concentrazione in una sola donna o uomo al comando di tutti i poteri. Anzi, si può creare un ulteriore squilibrio del sistema ed è quello che loro stanno prefigurando col modello di premierato. Per quanto riguarda l'autonomia differenziata, è dovuto al fatto che la Lega ormai, dal punto di vista del bacino elettorale, è concentrata nel Lombardo-Veneto e allora vuole rispolverare la secessione della prima ora. Ma nessun vantaggio per l'Italia, 20 staterelli con 20 regolamentazioni diverse, dalla sanità alle infrastrutture, ai trasporti, all'istruzione, nessun vantaggio per nessuno. Apparentemente qualche regione più ricca se ne potrà avvantaggiare nell'immediato, ma si impoverirà tutta l'Italia e ovviamente dovremo dividerla e dimenticarci quella che è la coesione nazionale. Per quanto riguarda la separazione delle carriere, presto detto, qui si vuole la politica, un vecchio disegno di Licio Gelli col progetto di rinascita, accarezzato da settori di centrodestra e non solo purtroppo. Loro vogliono separare le procure, vogliono mettere le procure sotto il ministro di giustizia, il potere esecutivo, che dovrà guidarle e quindi avremo dei super poliziotti, se dovesse passare questa riforma, che avranno un immenso potere con la polizia giudiziaria sotto di sé, risponderanno alle direttive politiche del ministro di turno. Nessuna garanzia, nessun vantaggio per i cittadini, diciamolo. I cittadini hanno bisogno di investimenti seri in risorse nuove, nuovi magistrati, nuovo personale ausiliario, dotazioni informatiche. Presidente, queste sono le risorse che servono per migliorare il servizio giustizia. Faccio una, diciamo, seconda domanda su questo tema, che è un tema di grande delicatezza, cioè la separazione delle carriere. Il governo, sia per bocca di Giorgia Meloni che del ministro Nordio, dicono è un modo intanto per esaltare la terzietà del giudice e per mettere fine al correntismo dei magistrati politicizzato. Lei, oltre a essere stato Presidente del Consiglio, essere leader del Movimento 5 Stelle, è un avvocato. I penalisti dell'Unione Camere Penali, rivolgendosi ai giudici, alle toghe, all'ANM, hanno detto: guardate che la separazione delle carriere non è un dogma intoccabile. Vorrei da lei una risposta su questo. Allora, a quei penalisti che coltivano questo obiettivo dico: ma oggi quanti sono i magistrati che passano dall'una all'altra funzione? Già adesso è consentito soltanto un passaggio e non avviene quasi mai statisticamente. Quindi secondo loro questo è il modo per migliorare il nostro sistema processuale?
Poi quando si parla di penalisti, io per quanto riguarda le mie convinzioni personali, Franco Coppi è forse il più autorevole e più esperto che abbiamo, un grande accademico. È stato molto critico con questa riforma. Allora, Presidente, andiamo in pubblicità, poi abbiamo da affrontare molti temi, il lavoro e i temi più squisitamente europei. Ci vediamo tra poco. Allora, rieccoci in collegamento con il Presidente Giuseppe Conte. Presidente Conte, ieri avrà visto i dati sul lavoro, no? Con un nuovo record di occupati, e questo nonostante, diciamo, il rallentamento del PIL, ma anche degli investimenti di famiglie e imprese preoccupati, diciamo, dal futuro. Come lo spiega? E c'entra qualcosa la cancellazione del reddito di cittadinanza? No, non c'entra nulla, perché non c'è nessun collegamento reale, perché a tutti i cosiddetti occupabili non viene offerta del lavoro, diciamo, e quindi i dati su questa tipologia, diciamo, di platea non sono particolarmente modificati. Lo spiego però molto chiaramente. Attenzione, c'è un trend per quanto riguarda l'occupazione complessiva dal 2021, quindi con tutto il rispetto non è merito del governo Meloni o di misure fatte dal governo Meloni, perché non sono sul tavolo misure fatte dal governo Meloni. Però attenzione, se noi andiamo a guardare questi dati e li analizziamo, vediamo che si tratta di lavoro povero. Stiamo parlando di potere salariale, potere reale, sceso del 16%. Quando lei va a vedere i dati sull'occupazione, aumenta il lavoro di scarsa qualità. Quando si tratta di contratti a tempo indeterminato, aumentano i contratti a tempo part-time, e ancora sono aumentati, è un dato molto preoccupante, sono aumentati il monte ore dei cassi integrati, quindi delle ore di cassa integrazione. Questo significa, e si ricollega poi al calo della produzione, al fatto che sta calando il PIL e stiamo ritornando fanalino di coda dell'Europa, a differenza di quello che ancora prospetta Meloni, che noi correvamo col PIL più dei restanti paesi europei, della media europea. Non è affatto vero. C'è un calo della produzione industriale consecutiva di 14 mesi. Sono dati, voglio dire, che certificano la realtà delle cose. Ogni famiglia che ci segue sta sperimentando delle difficoltà, eccetto quelle più agiate. E le difficoltà sono, per quanto riguarda le bollette, sono il caro mutui, sono le spese, la possibilità di permettersi una vacanza, di permettersi di pagare le palestre per i figli, di permettersi anche delle cose che il ceto medio prima si permetteva. La Meloni di tutto questo non tiene conto, quindi si vanta di dati complessivi, ma non guarda alla qualità del lavoro. Senta, facciamo un'incursione nelle grandi questioni internazionali. Lei si è detto molto preoccupato, come molti di noi, dell'escalation in Ucraina, e che il governo ci sta portando verso una terza guerra mondiale. Ma se Putin e Zelensky non intendono né parlarsi né mollare, qual è la soluzione? Sicuramente è per questo che l'Italia doveva essere protagonista. Doveva essere protagonista in Europa, sullo scenario internazionale, convincere tutti gli alleati, anche all'interno dell'Alleanza Atlantica, per negoziati di pace. Noi non possiamo accettare di essere portati in modo o inconsapevole o irresponsabile, scelga lei, in una terza guerra mondiale. Passaggio dopo passaggio. Ci hanno convinto che volevano mandare solo qualche fucile, addirittura qualche giubbotto antiproiettile, poi qualche arma anticarro, poi i carri armati, poi sono arrivati i missili a lunga gittata. Fra un po' manderemo le truppe. Attenzione, ci fanno prima votare per le campagne elettorali europee. Dopo manderemo le truppe e poi ovviamente adesso stanno già certificando che gli ucraini con le nostre armi potranno anche colpire obiettivi militari russi. Mi dica lei se questa non è la terza guerra mondiale. Abbiamo una nostra Presidente del Consiglio che ha scommesso, l'ha ripetuto più volte, sulla vittoria militare sulla Russia.
Mi dica lei se è responsabile scommettere sulla vittoria militare sulla Russia con 6.000 testate atomiche che sono in Russia. Senta, come risponde a questo proposito a Renzi che ieri ha detto lei ha fatto un programma elettorale da Miss Italia, no? Vuole la pace nel mondo, ditemi chi non la vuole, dice Renzi. Il nostro programma non è la pace nel mondo. Il nostro programma è, anziché questa folle strategia militare di escalation militare dove hanno rifiutato addirittura quel negoziato che era stato avviato subito a caldo dopo l'aggressione militare russa, noi invece siamo per impostare un negoziato di pace dimostrando e riscoprendo la nostra vocazione storica al dialogo e rispettando la nostra Costituzione per cui la guerra, l'Italia ripudia la guerra. Se per Renzi questo è un programma da Miss Italia, si accomodi pure. Lui sarà un guerrafondaio e se ne assume le responsabilità di fronte alla popolazione civile italiana e non solo. Senta Presidente, l'Italia, il governo italiano dovrebbe, come hanno fatto Spagna, Norvegia e Irlanda, riconoscere lo Stato di Palestina e dal suo punto di vista, se così fosse, sarebbe diciamo un primo passo verso la pacificazione tra i due popoli o no? Allora, noi abbiamo riportato ancora l'altro giorno la mozione in Parlamento per il riconoscimento della Palestina. È un passaggio anche dall'alto valore, significato politico per creare pressione su Israele, sul governo Netanyahu. Non è accettabile questo massacro. Stop a questo massacro su Gaza. E la strada non può essere che due popoli e due stati e quindi da questo punto di vista il riconoscimento della Palestina sarebbe nell'ambito di una comunità internazionale responsabile il giusto passaggio per imporre a questo governo Netanyahu un dialogo e costruire un percorso, un orizzonte di pace e sicurezza nell'interesse della popolazione israeliana. Anche della popolazione israeliana. Senta, le chiedo altre due cose, una ancora in chiave italiana, una in chiave europea, visto che sono alle porte le elezioni europee. Allora, i rapporti col PD, lei ha detto siamo sempre dialoganti col PD, con l'auspicio che ci sia il rispetto reciproco. Ma quando la Schlein e il PD le hanno mancato di rispetto? Ma guardi, adesso non mi creda... Non ho nessun interesse a richiamare quelle molteplici occasioni in cui il PD può averci mancato di rispetto. Guardiamo al futuro, è la cosa più importante. Significa rispettare soprattutto le nostre posizioni politiche che nascono da principi, valori consolidati. Ecco, per esempio, una mancanza di rispetto è quando in ambito PD, laddove abbiamo posizioni diverse, dicono che le nostre sono opportunistiche, strumentali, fatte per occasioni elettorali. Noi abbiamo una carta dei principi, dei valori, abbiamo una storia, quelle battaglie sono sempre le stesse, le combattiamo da anni. Siamo in politica per innovare la politica, non per gestire il potere, non per costruire l'ennesimo apparato di potere partitico. Il Movimento 5 Stelle questa cosa non la farà mai, questa cosa va rispettata. A noi interessa il voto libero dei cittadini, non vogliamo costruire sistemi clientelari e in questo dobbiamo essere rispettati. Per quanto riguarda la prospettiva futura, confermo, il dialogo è sempre in atto, dobbiamo costruire un'alternativa di governo, siamo consapevoli che è difficile da soli raggiungere il 50,1% per poter governare da soli, però è chiaro che saremo molto intransigenti su quelli che per noi sono principi non negoziabili e soprattutto, ecco, parlando di un tema d'attualità, la nostra lotta, il contrasto alla corruzione, a tutte le mafie, ma soprattutto a un modo di far politica che prevede la contaminazione tra fare e politica, la penetrazione, l'apertura verso la corruzione, la malversazione. Questa cosa qui per noi è inconcepibile. La politica si fa politica per servire gli interessi dei cittadini, non gli interessi propri di un partito, di una oligarchia di partito, oppure anche di amici imprenditori che poi semmai finanziano la politica
e finanziano personalmente coloro che fanno i politici corrotti, che si lasciano corrompere. Ecco, su questo punto noi siamo intransigenti. Io ai primi di dicembre ho posto una questione morale, un appello sul giornale Repubblica rivolto direttamente a Giorgia Meloni, che se ne infischia completamente, e lo si vede anche adesso. A dire la verità, Fratelli d'Italia, ma non solo, anche le altre forze politiche hanno impresentabili un po' in tutte le liste. Senta, l'ultima domanda. Cosa si aspetta da queste elezioni europee? In termini di consensi firmerebbe per il 15-16% e come pensa cambierà, se cambierà, la governance europea? Guardi, io non scommetto nulla, non firmo nulla, io mi appello semplicemente a un voto responsabile dei cittadini, perché si rendano conto che siamo a dei bivi e devono scegliere se vogliono degli europarlamentari che si batteranno per negoziati di pace o si proseguirà in questo scenario della terza guerra mondiale, se vogliono che si interrompa prontamente il massacro a Gaza oppure si lasci ancora e si rimanga astenuti o indulgenti verso il governo di Netanyahu, e così via per tutti gli altri bivi che la situazione politica attuale ci pone. La nostra quindi collocazione sarà sicuramente a favore di una commissione, avranno i nostri voti commissari che si batteranno per negoziati di pace, che si batteranno contro l'austerità, per un'Europa sociale, verde, un'Europa più pulita e soprattutto che un'Europa che non cancelli la transizione ecologica, la transizione energetica a favore di quella che è adesso una transizione militare, di questa corsa al riarmo. Presidente, grazie, buon lavoro, buona campagna elettorale, visto che appunto sono gli ultimi giorni. Grazie per essere stato con noi.